Oggi siamo in Bitti, però per far vedere che è un altro comune che fa che parte dell'Unione dei Comuni del Montalvo che ha partecipato a su progetto Locor de Cultura. Su comune di Bitti ha separato sul sito archeologico del Romanzesu pro lu rappresentare e noi siamo andare a biere questo sito accompagnato da esa guida della cooperativa Stelai che mantiene aperto sul sito archeologico tutto l'anno. Andiamo a biere questa bellezza che non è specie archeologica ma peri naturale. Siamo in Romanzesu, a pochi chilometri da Bitti, e si sta separato questo sito archeologico per rappresentare la vita di Bitti in su progetto Locor de Cultura. Noi siamo qui in Francesco che nos ha a companzare, a conoscere, se mai qualcuno non ve lo conoscete, a Romanzesu, a non scontare di questo luogo spantoso, di questo luogo ammaiadore, che a Beru ti pesa sattuda quando sei in mezzo di questi arbori e cammina in sa preistoria, in si storia di questo territorio. Ti torniamo grazie prima di tutto per nos aver accompagnato. E tanto ecco, namus pro chi è galo, noi iscritti, nuda de Romanzesu, uvesemus e itamus a biere. Allora, siamo su Campevizi, questa gara che oggi chiamiamo Romanzesu. Siamo più o meno 3 km da Ida, nell'altopiano, usiamo un termine italiano, nell'altopiano. Più o meno 750 metri. Siamo in una gara archeologica scrivibile alla cultura nostra, civiltà nuragica, una gara archeologicamente importante, che Romanzesu non è un villaggio, ma è un villaggio santuariale, quindi ha una dimensione meta specifica. Questo oggi resistimo a lunare che in noto campagna di scavo che si sono fatte in Romanzesu a partire dal 88-89, curata principalmente da dottoressa Fadda. Sono state a pizzo di queste strutture, che di queste strutture sono classificate come strutture cultuali, sono tempi, quindi una concentrazione decisamente metta manna dell'occhio di preghiera, potremmo narrare, che ha una particolarità, che in tempio che batto forma planimetrica differente, e quindi batte una ricchezza importante a livello architettonico. Il tempio del Romanzesu si presenta come sinata unicum, sono presenti solo in il Romanzesu. In altro luogo di Sardegna Galu non si sono accattati, e quindi è una particolarità decisamente importante. Oggi questo luogo è datato come fase iniziale tra fine XIV secolo a.C. Fino al VII secolo a.C., quindi un architempus molto importante, 7 secoli, che idene nascere e sviluppare questo villaggio particolarissimo che in una fase di vita molto importante ha diventare un luogo di incontro decente. Decente arrivati no? Che
le campagne a corso, dai sollocos a corso, però celebrare le cerimonie che sono nuragiche o poniano in essere. Ma vinzasa che in un'apertura per una divisione di questo loco, però accattare. Un luogo da est è un luogo di incontro, esattamente che hanno esattoviata e sta parisi, discute, socializzata. E oggi mette studiosi sono propenso a vedere questo loco come vinzasa loco politico, loco economico, la possibilità di scambiare i prodotti che non va in suo santuario. Ryan Little. Beh, adesso resto, questo è un territorio, anzi scusto proprio tretto, uve bel romanzeso, è un luogo che si accatta proprio in su centro, namusu, de andalar, de caminos, de stradas che accudono da esos territorios a Furriu e dunque este proprio come tesinata bottau a essere un luogo proprio che fa che ta maniera che la gente si possa addobbiare. De su resto l'ammunnau a terrar vortas per i proateros sitos archeologicos come potete essere Santa Vittoria de Serri, vini locos uve a beru si addobbiavano sas persone, sos sapios, no? Sas persone importanti de podimos delle comunidades e dunque de su resto si vediamo fin su loco per esempio como beste su settidorio parte de su settidoria in ghirio dunque in mezzo beste su vocile podimos narrare e dunque già si comprende che possiamo servire queste strutture. Ha fatto un esempio molto importante che è il sito di Santa Vittoria Serri, uno dei santuari principali che abbiamo in Sardegna. Sono santuari nuragici, come lo scriviamo noi, confederali, quindi in una dimensione particolare, cosa deve sapere a questo territorio. Hanno solitamente una caratteristica in comune. Questa è la posizione, per comprendere il romanzese, in sa funzione, Santa Vittoria, ma potete essere Gremano, ne può toccare diverso a pizzo, hanno visto questo loco in suo territorio, come funzionano e come poteva funzionare sul territorio, sul paesaggio archeologico 3000 anni fa. Noi nos accattiamo in un luogo mediano, in un luogo strategico del passaggio, l'altopiano. Del passaggio politico, l'altopiano è coronato da vari distretti territoriali che stanno intorno e quindi diventa un luogo obbligato di camminare, di colatoio per arrivare da un luogo a l'altro. Un esempio, a Costala Besti, tutto già catena sa costera, manco di 20 km che siamo in sa costera. Chi è che deve tornare dalla costera a Sabaronia deve colare per l'altopiano obbligatoriamente e iniziamo a comprendere che funzione poteva avere questo luogo strategico di accoglienza ed essere poi funzionale a far arrivare gente da luoghi diversi però un motivo, la pratica religiosa e poi tutto l'altro che ne conseguiti dai attuvio dai sassente. Dove siamo in Oche? Noi siamo dentro di una grande capanna delle riunioni adibita ad uso pubblico. Il romanzese ha una particolarità, di questa tipologia di capanna nata già a Torrato Chimbe,
è un'anomalia, chi capanna questa riunione in un villaggio, dato un po' a pensare. Oggi stiamo immaginando che probabilmente, sì, sono capanna di riunione, ma non intesa strettamente come riunione del consiglio del villaggio, ma è un santuario. Il santuario come funziona? Il luogo della preghiera e il luogo della convivenza, conviviale. Quindi la gente ha bisogno dell'occhio di stare pari, di dare poi via da socialità importanti, l'amicizia, la trattenza. Questi probabilmente gli elementi più importanti del santuario, ma non nuragico, del santuario universale. Beh, adesso resto lo vediamo Galuoie quando andiamo a Santo Francisco a Luvula, che siamo in cui pure siamo a Curzu, o a Ateros, santuario sono binario lo mutimus oggi li namu su Cumbisias, a Muristenes, su Cheste, e questo può essere su l'attività santuariale in si sviluppo dell'umanità è sempre presentata sempre su matessi andamento, non cambia, casomine che si raffronta a su divino. Questo è un momento della preghiera, dell'intimità con la divinità, che dunzuno poi pregata, ma poi questo è definisco la magia del santuario, l'incontro, l'esatto della gente, scusa la vera magia, la possibilità di stare pari, di tornare in amicizia, trattenza che diventano sempre più importanti, e il scambio della merce, del suo prodotto, che dunzuno. Adesso resto in sos tempos anticos non vivini sos medios informaticos camusoie e tanto dunque questa vissa maniera provare che è proprio commercio esa bellezza vi proprio che la gente si addobbiava. Amor faveddaude su divino andiamo come a biere su loco uve namus si facciano la cerimonia rituale se possiamo narrare. Poi conviene tornare a su loco principe del romanzese, questo è il pozzo sacro, che in tutto l'allestimento gradonato che culmina in un grande vascone cerimoniale. Questo è il marchio di questo loco, questa struttura che rende il romanzese famoso e unico, per testimoniare una pratica del suo culto del sabba meta particolare romana. E come andiamo? Come arribande commentare now innanzi su loco che rappresenta tanamu su area archeologica del romanzese, sta a narrare su puttu sacro e questa vasca a Gradonese che è importante meda pro spiegare per una pratica che si va chiata il sostempo nuragico, se sta a narrare sul rituale del sabba, della purificazione e dunque scontano te capitava e come è organizzato questo tretto dell'area archeologica. Allora, noi che siamo commentato giustamente, è la prima struttura che è stata scavata in romanzese.
struttura che diventa simbolo del romanzese e che è nata a testimoniare sul culto del sabba, culto principale della civiltà tecnologica, questo che oggi riteniamo principale, che conosciamo forse un po' come rispetto a altre tipologie di rito. Romanzese che in questa struttura è nata a testimoniare un'esperienza nuova del suo culto del sabba. Esperienza nuova che nos è presentata dalla dottoressa Fadda in questa lettura che si cerca di dare a questa struttura che è unica. Non batto un'altra struttura in Sardegna simile a questa. Quindi una difficoltà temanna che questa struttura è composta da tre elementi architettonici distinti che però accattano uniti. Si parte dai suppuzzo sacro, su chi resta, che è una struttura che è stata fortemente danneggiata a partire dal 1919, suppuzzo sacro, che si collega a diversi ambienti che si conservano parzialmente gradonati e che in mezzo mantengono una canaletta lastricata. Questi ambienti si collegano a questa grande cavea o vasca cerimoniale, come non l'ha presentata la dottoressa Fadda. Ite capitato che romanzese, che i suppuzzi in verano, che hanno bammetta abba, tennete a si prenare, come tutto si spuzza, in questa funzione elementare dei suppuzzi è un deposito, un raccoglitore. Quindi l'abba cresce, è arrivata al suo massimo della portata e che si sta fuori. Io non sempre la divinità si manifesta in tutta la sua imponenza. Ecco che l'abba scurrete ora dai suppuzzi, dai scala, e in sospuzzo che oggi in Sardegna mantiene la falda perfettamente attiva, l'abba si disperde però n giorni lungo la campagna. In occhio romanzese che ha operato in occhio, l'architetto nuragico, l'ha pensata veramente in mano e ha costruito tutta una struttura gradonata che manteneva in mezzo una sorta di canaletta lastricata che ha compensato la bassa vasca. La vasca è stata prenata e è capitata. In salitura che non offre la Fadda. In occhio tutto il assente del loco a corso a Toviaiata e tutto parisi, e cosa particolarità del romanzese, il culto pubblico dell'acqua, questo culto collettivo, si assente tutto parisi, sedennisi in sagrada natura, potete partecipare a questo grande rituale della purificazione. Questa è la particolarità, la grande magia di questo luogo. Difatti Gallo insomma manco male parte del supputto Gallo ecco parte del supputto Gallo beste si può bere e vediamo che amusu sempre come si vieti in altro sputto questo sedile est un sedile est un tretto o si sedia sa gente magari quando non vai a tabba o si non quando bindai a pacca e finza sa poniana sa offerta sa divinità de sabba che veniano agli schimus come te capitatoie quando andamus a sonnovenario a pedire una grazia o a tornare grazia a vinza sa divinità. Dunque andamus che non abbiamo inventato nulla. Grande storico vi con la raiata corsi e ricorsi storici, è scusto. Noi che siamo in la Camera di Suppuzzu, già chi resta a Galu Rizza, questo puzzo è un puzzo che ha subito danneggiamenti importanti a partire dal 2009. Il primo danneggiamento assolutamente non si deve condannare, che non si via che si interviene in una struttura che è pensata sul periodo in cui è iniziato un intervento. L'intervento non è stato un intervento di rapina, ma in 2009, ormai di questo terreno, che dopo la grande guerra tornano a piccare in mano la propria vita, sono proprietari di questa terra, cercano a però dare a bere a subestiamene. Scavano, entrano in questo pozzo, cercano si scala, cercano il zuppamento che è stato ricostruito in sua quota originale, pennene in profondità e modificano già risorgiva. E imbrigliano la valda in tubo di ceramica e posizionano questo tubo sopra 90 metri
in questa direzione e scavando un canale profondissimo per piccare sabba a una beveratoio. Certo. Ed ecco il primo danneggiamento importante. Importante pulite, è modificato sul puzzo, già presa di sabba, che è abbassata rispetto a sua due vucasa originale, che chi torna a sabba, che hanno valda este attiva, ma soprattutto hanno a smontare una porzione di struttura. Noi oggi abbiamo una struttura sul canalone mescamente metà danneggiato, che manca la metà di struttura che si è stata divelta che in questo scavo. A questo intervento nata si chiede un altro si sanno schimbanta, tra su schimbanta e su 60, però modificare la canaletta, per rimanere. Però l'intervento che io reputo più violento e che danneggia sul puzzo è iniziato atto fine anni 70, primi anni 80, che hanno non sumeri sul terreno, ma affittuario, che in un escavatore circa sabba. In questo anno questa falda diventa povera, la falda perenne si trasforma in falda stagionale e quindi in estiu perdete zisicata. Questo pastore che sabba la circata in un escavatore e è andato a cancellare tutto sul vestibolo, il preingresso al pozzo e probabilmente ha causare già perdita della copertura dei suppuzzi. Aumentiamo infatti schifo. Che noi abbiamo sempre che la memoria storica dei Sedda, i pastori che hanno usato questo luogo in anni ad esempio, che noi lo abbiamo intervistato, non erano che essi si ammentano sul puzzo, vinzas a metà anni 70 intero, che sia copertura galo presente. Da termine anni 70, sul puzzo si presenta a lui. E il puzzo è tancato. Questo che rianare, difatti, chi galo si indacata a calicuno, che sa copertura, a tolos, come intesinata, che è tipica proprio de. È come aereo, un un'uraghe su terra. Andiamo a bere invece a uve quando su puttu fitti in tregu a uve curria sabba e uve si vacchiana, ecco. E si attinocche e il suppamento del suo vestibolo annaiata anche rugere a una canaletta che tinocche. Questa sono l'astrasa di pavimentazione della canalizzazione. Il 78 arrivano a questo tretto, battono la perdita in decano che già è stata scavata e poi non gestita e abbandonata ai samatessi. Mentre in quest'ala, oggi non vediamo nulla, ma dovete immaginare una gradonatura simmetrica cosa che siamo usando. Testimoniata che l'uovo è questa spretta perfettamente in posizione originale. E quindi questa gradonatura andai a goi e a creare una canaletta più o meno come manna, che accompagna a sabba vinzasa a savasca manna. Certo.
stiamo andando invece su tretto namusu dove sabba dai supputtu arribavata e no che si prenavata, no? Questa la motimur vasca, vasca cerimoniale, bacino cerimoniale, dove si va chian sorritoso proprio chi sabba, chi viti un bene prezioso protando e chi viti considera una divinità da esa gente. Ma sabba è scusso, questo è il primo elemento che poi l'umanità usa per entrare in contatto con il divino. Che siamo su un ragico, che questa divinità actona o su cristiano, usava per subattiare, o islamico, o induista, sabba è scusso, sempre, questo è il primo elemento per non pulire, ma non pulire la bruttura, pulire l'animo, speccato, la purificazione, i lavacri spirituali, è scusto. Certo, e no che insomma si vede questa struttura a gradonese, no? Una struttura molto importante per dimensione, questa è su che oggi, dopo lo scavo archeologico, resistimo a abitare, tenendo presente che in 88-89 tutto costruito su terra. In che beata solo una sorta di trincea, di avvallamento sul terreno che ti frutto di questa operazione di canalizzazione del sabba, ma tutto questo è interrato e manco si schiata chi bitti. Infatti c'è stata una bella sorpresa che hanno Savadda, andando a pulire già garantistante sul puzzo, ponete in evidenza il gradone, lo sicchiti e che ho catapizzo. Questa struttura veramente magnifica, quasi 50 metri dell'Ungaria e questa grande vasca gradonata, oggi resiste a ospitare 210 persone setas. Quindi non data già una dimensione di importanza, del tipo di attessere e che in una sorta di teatralità del suo rituale puro, tutto questo gente no, che in tempo chi si pensava che mancare in Sardegna la gente bindaia tapaca, invece forse non fu proprio gai, però tempo namus. Non fu paca ma in meta distribuita e sicuramente si muoviata. Questo l'abbiamo oramai scomprovato che in questo tempo la gente girava e non pezzi in terra ma per il mare. E dunque non finiga isolato come ma la Sardegna non poteva essere isolata, casomai in qualche maniera è arrivata in questa terra. Certo. Bidu, un'altra cosa però, la di Pimunnar che è come tesinata suggestiva, è che Maria Ausilia Vadda nata che no che si va chiamare ritoso particolare, se sta narrare che proprio che bevi sabba, su podere de sabba, si va chiamare ritoso pro giudicare se una persona è vita innocente o no, e in cui pure veste questa magia no? Desu locu e desu chi vachiana. Esatto, questo che è nato rito ordalico. Ecco, autore è classico, che resistimos a cattare le genne, la cronaca antica, mescamente greco e latino. Però la Sardegna pure, qualche autore è data di solito ordalico, legata a sabba, quindi il giudizio divino, non un tribunale di uomini che deve giudicare l'imputato, ma è scomodata direttamente già divinità, quindi il rituale particolare è andata a decidere se uno è innocente o colpevole. Abbiamo contato i vacchiate in oche, magari dai suppute arrivando a questa vasca rituale, come però dobbiamo andare a vedere un'altra struttura, non è unica, ma ne vediamo una, però fa capire la particolarità di un'altra struttura che deve per essere un'altra struttura sacra, che è sul Tempio a Megaron, a mostrare proprio come in quest'area archeologica a Beru le strutture che si accattano sono una più bella del Sattera e una più particolare del Sattera.
Telesardegna si rinnova. .net diventa .it. Il nuovo sito interattivo, dall'estetica rinnovata, chiaro e semplice da navigare, è adesso online. Nuova veste, nuova user experience. Telesardegna.it. Tutto ciò che cerchi. Cada che napura a sa 9 de 0 ti ritiri bosata a contare fattos, curiosidades, meledos e amos a doviare per i personaggios pro nos spassiare chi in Salimba e chi in tutto su chi capitati in Sardegna. Bosisetto, canale Trechi, Telesardegna, sa che napura a sa 9 de 0. Sandra pro andare a uno de sos tempios a Megaron, però non firmamus per narrare due cose sopra questa struttura, che questa pure è una struttura particolare. Questa è una struttura meta particolare, è un altro tempio dei schimbe che sono stati scavati nel romanzesimo. Questo è un tempio che chiamiamo Eron, una struttura meta particolare che ha una ricchezza di oggetti importanti che sono stati accattato, lancias, spillones, buttones, in brunz, ma pescamente Zambra. Questo è il tempio che chiamiamo Tempio delle Ambre. Questo è il luogo che in Sardegna nos ha trovato una quantità di ambra mai accattata in Sardegna ascrivibile all'età nuragica. Quindi tutto elemento pro essere collana, in treoso, tutto travagliato, è una quantità di metta manna. Zambra del romanzesimo è nata dai locos metta in neda dai nocche, dal Baltico, la succinite baltica, dalla Repubblica Ceca e dalla Romania. Chi in lavorazione e chi non spone in contatto invece chi in areale diverso sul nord-est della penisola italiana, sul centro Italia e la Grecia preellenica. Quindi questo hanno a confermare questa centralità di questa terra nostra, la Sardegna,
che è entrato in contatto con tutto il locro del Mediterraneo. E sembra essere un ulteriore elemento che si accatta in Sardegna, che è da Eneda, ma che oggi mette elemento sardo e ne ha accattato in Spagna, in Creta, Cipro, quindi in tutto il Mediterraneo. Quest'ambra si può vedere, se non mi sbaglio, in un museo archeologico nazionale a Sproni di Nugoro. Dunque, per chi ha questa curiosità magari della via quest'ambra, potete andare la cattata esposta in Nugoro. Si chi musu andare. E come siamo indennanti di un tempio a Megaron che è un'altra caratteristica dell'area archeologica di Romanzesu. Sì, del tempio a Megaron o in Antis, come è giusto lo scramare, Romanzesu è nata torrato duoso. Questo è il più magneto che abbiamo, ma vince il più particolare in Romanzesu, ma in suo contesto della Sardegna, tra Megaron. Noi abbiamo diversi in vari luoghi, vince Mettamanno, Monte Santa Vittoria, Sterzili, Domo di Orgia, ma Villa Grande, Archisforroso. Però questo di vizi del Romanzesu è particolare, che è un tempietto a Megaron che ha una storia edilizia meta travagliata. Infatti si possono leggere tre interventi evolutivi di questa struttura, sempre in nuragico, a muovere da più o meno XIII-XII secolo a.C. fino al IX-VIII secolo. L'ultimo intervento è andato a mutare in preno già cara di questa struttura, andando a dare una forma tondeggiante, quindi è un'evoluzione interessante e importante che questa struttura nos presenta. Struttura Megaron, struttura quadrangolare, quindi già copertura andata immaginata a doppio spiovente. Oggi abbiamo due possibilità di leggere questa struttura a doppio spiovente in nuragico. Già su Tempiesu, fonte sacra del Sottempiesu in Orune e mescamente in Cagliari, sul Museo Archeologico Nazionale, una lastra bronzea che proviene dai scampagni Ardettireddu, che è andata a rappresentare un uracheddu minore quadrilobato e a caracara su un uracheddu una capanna rettangolare che si ha copertura doppia spiovente e che leghiamo come intesa rappresentazione di un tempietto a Megaron.
in cui si può tenere il muro in originale, come lo hanno attorrato chi si scavo, quindi le sarziate sono decisamente importanti, è una struttura imponente, non manna come domodurgia o sul tempio uno del coso de Villa Grandi Strisaili, ma una struttura su Matessi decisamente importante. E no, che poi vediamo sul bancone, in un pensiamo e ne hanno appoggiata la offerta ruttiva, a chi sono fedeli, e pellegrino, va uana per ringraziare la divinità. E bei circa sì, come è nata, prosa domo de orgia de sterzili, no, in che pure magari si può attaccare un'orgia, no? Un'orgia, la musca macedda come in questa tradizione soro. Certo. Ecco, questa pure è una suggestione, sì. Magari una sacerdotessa come intesinato, una femmina, come noi la siamo, no? Questa figura, no? Che magari fitti in ocche pro officiare come intesinata ritoso, no? E pro accettare la offerta. Adesso resto indennanti siamo una struttura particolare che questa pure è un emblema, si può dire, un piessigno, no, del romanzesu, che è questo recinto in forma di chircu, ma che in intro ha una struttura che è nata labirintica, no? Allora, noi che siamo io lo cramo, lasciatemi con la termine, su dolore conca del romanzesu. Dolore conca pulite, a questa struttura che è ricompresa, a galuoie, questa funzione plena. È una struttura che non ha la possibilità di essere aiutata a pompiare altre strutture simili che non binata. Quindi speriamo che in Carcaterulucu de Sardegna si scava una struttura che si assimila a questa. E la difficoltà di questa struttura è che questo tempio è stato letteralmente devastato dai stombarolosi, che hanno scavato con un escavatore, con una ruspa, andando a distruggere tutto il canto, andando a seccare il libro archeologico. Cosa che chiamiamo stratigrafia, che sono le pagine del libro che deve leggere l'archeologo, quindi è una difficoltà metta manna per comprendere e leggere la struttura. È una struttura composita formata da una piccola capanna centrale o sacello che conserva un canto del pavimento in granito, la parte intera è data dall'azione degli scavatori. Immaginate che sono 96 che non l'hanno scavata, si legano a gallo il segno della benna come è entrata anche a cari tutto. E a questa capanna si hanno due muri, uno mediano e uno esterno, che hanno a disegnare una sorta di camminamento spiraliforme, ma vinto labirintico, che uno è obbligato a percorrere per arrivare dall'esterno a questa piccola. Ma come andiamo finza all'uva Kerbiere? Praticamente andiamo come viti quest'andala, chissà provite, di purificazione, di espiazione. Allora, già che i colpiti, sono studiosi, ma tutti attenti che appunto a queste strutture è proprio questo movimento a giro
E il movimento agile è un movimento che somine da sempre hanno a rappresentare, la cattiamo in grotta, in petroglifi, la cattiamo nei minieri, la cattiamo in donzi movimento che somine anche te che hanno si raffrontata chi su divino. Pensiamo a Sant'Antonio Suocco, quando noi allunghiamo Suocco e tacchiamo su Santo, lo occamo e lo giriamo 3 vie a destra e 3 vie a manca. Ma pensiamo a gli islamici che ne sa Mecca, girano 7 vie intorno a Sakabba, i buddisti che girano su mantra. E sul giro è qualcosa connaturato a sumanità però una sorta di espiazione, di alleggerimento, per arrivare a su divino. Certo, usare forma circolare, l'arvidimus proprio rappresentata in questa scultura preistorica. E no, che potessimo immaginare qualche funzione simile, un percorso di preparazione all'incontro con il sacerdote o sacerdotessa. Difatti sì, questo non lo possiamo dire, vince sì che bronzetto non la mostrata, no? Questa figura femminile che in questo cappello a punta e in posizione proprio peride de orante, namus. Dunque questa suggestione il bronzetto è una cosa, però vince giorbetti lo so, che mostrano questa duplice rappresentazione. Oggi è una politico rispetto delle quote rosa, non vai a rispettare nulla che è connaturata. Su femminile e su maschile deve tornare pari, sono simbiotici e non possono stare separati. Questo l'hanno già compreso e rappresentano tranquillamente. Quindi, più moderno di noi si può narrare. Noi abbiamo cercato di dare un'idea del romanzesu, che però era un'idea dei test, questo sito archeologico di Pier Venere all'Ubiere, per fare accompagnare da guida. E toccare che in mano a Beru sa magia di questo luogo. Prima di tutto torniamo a narrare in un altopiano, in un gollè, moltiamo come non sparete, in una giara, in Sardegna sono differenti, che a Beru è bella proprio la natura, che vedi è questo arbore che sono come ti chiedi una bardia, no, di questo luogo? Questo luogo, o Susunnos, come teniamo noi in Bizzichesu, l'hanno preservato. Sono i custodi di questo luogo, che se no probabilmente è stato bonificato come meta sagra archeologica, sono state cancellate da bonifica fondiaria, giuste e sbagliate, non stiamo lì a giudicare. Però io busco a quercia da sughero è un elemento che ha tutelato in maniera importante questo luogo. L'ha costruito e lui non permette di vivere in estiu, in sombra, tranquillo, che essere morto del suo calore. Dunque, il Tettinaro devo avere titolo grazie per questa visita che ci ha fatto facere in questo luogo spantoso. Venire all'Ubiere, ne vale la pena. Grazie a voi per essere venuti. Questa non è una visita, questa è una passeggiata. La visita è inizia a cattare e stanno anche questa visita come te. Lo dobbiamo tornare a ripetere, queste specie un assaggio di su che tutto saccatati in romanzesu. Dunque, è uno dei locos, dei sprurbello scamus in Sardegna, ne vale la pena di venire all'Ubiere, finché dobbiamo sempre essere educati a questa bellezza, ma per la tutela del suo territorio, e no che questo è un esempio di tutela del suo territorio e del suo bene archeologico, che è un bene di tutti, e dunque ci interessa a tutti. Grazie.